Benvenuti amici sportivi da Jacopo Segalotto, siamo qui in diretta dal campo di San Martino nuovamente, sempre qui in casa per questo quarto turno di ritorno, la 35esima giornata. Ed è iniziata Clivense Vigasio, valevole per quarta giornata del girone di ritorno. Chissà che appunto al prossimo rinvio non vedremo un lancio lungo. Nel frattempo la punizione, quello del Vigasio, pallone dentro, qui una deviazione, ma Pavoni fa sua la sfera, una presa bassa. C'è avventura nella metacampo avversaria, qui però sbaglia il passaggio per Florian, quindi recupera palla il Vigasio. Con le profondità qui Ragagnolo si va a scavalcare. Ragagnolo, attenzione, arriva il tiro a conclusione, Pavoni salva tutto e chiude lo specchio. Il offside chiama un gol. Ora Venitucci pronto dalla bandierina. Pallone dentro, la girata di Dallara, para Vencato, rimane ancora lì però Venitucci di nuovo sul secondo palo. Tobanelli era già pronto a girare in porta ma viene anticipato da un difensore. Grande occasione qui però per la Clivense. Qui Menin prova a liberarsi della marcatura e poi va al lancio lungo, qui la spizzata da parte di Zanetti, spalla alla porta il giocatore del Vigasio che si gira e ci mette le unghie, destinatario del pallone, e arriva senza nessun minuto di recupero il fischio da parte del direttore di gara a mettere fine a questo primo tempo fra Clivense e Vigasio. E ci siamo, è arrivato il fischio, dare inizio a questo secondo tempo tra Clivense e Vigasio. Arriva qui la palla dentro, scusami un attimo, il tiro da parte del numero 9 Marchesini, però ampiamente alto, era comunque in un'ottima posizione. Prosegui pure Luca. Il fischio, pallone dentro, Dallara di testa, Dallara, l'incornata, sovrastare Vencato, va in alto in cielo il capitano della Clivense a insaccare il pallone del vantaggio 1-0. Ora sulla destra per Fabris, dentro per Richiello, si gira molto bene Richiello, prova ad andare via la marcatura dell'avversario. Richiello si gira, rimane lì ancora Richiello, insiste, non la molla, è Richiello, il tiro murato, pallone dentro, la spizzata all'indietro e il pallone è uscito e arriva adesso il triplice fischio